Assolutamente, Sì, il esatto. sindaco è stato chiamato in causa, quindi Sì. siamo ritornati in onda. Vediamo di rispondere anche così, un po' alle provocazioni dei Tra telespettatori, l'altro, tenendoci sempre un po' al tema, perché no, tra l'altro un cittadino della mia provincia. Volevo soltanto dire che quella dei sindaci è un'elezione diretta, che la democrazia prevede che chi desidera candidarsi nel suo territorio lo faccia. Quello che dico io, anche i cittadini dovrebbero incominciare a sospettare di chi fa troppe promesse, nel senso che in questo momento qua la politica, quella seria, di cui io personalmente auspico un ritorno alla grande per risolvere davvero le questioni, non può fare promesse, ma deve lavorare in prospettiva ampia, non con la testa continuamente nelle elezioni successive, ma quelle di una grande generale pianificazione di tutto quello che è necessario. Allora a me dispiace davvero e capisco che i problemi siano tanti. Riflettevo rispetto alle considerazioni che evidentemente, siccome c'è un trend nei contenuti delle telefonate che noi ascoltiamo davvero preoccupante, mi chiedo quanto conterebbe anche un'informazione più seria che vada oltre così il rincorrere le questioni piuttosto che invece approfondirle. Cioè noi stiamo vivendo, io credo, un momento in cui abbiamo la sensazione di un'informazione perenne, no? Siamo continuamente collegati e twittiamo e così, ma questo ci impedisce l'approfondimento. E in questo momento io vedo nell'esito di questi atteggiamenti e delle cose che sentiamo una mancanza di approfondimento. Io non sto accusando di qualunquismo queste persone, ma invito tutti a non usare semplicemente la gente guarda le situazioni gli slogan. concrete, cioè le persone vedono la concretezza delle situazioni. L'imprenditore di prima ha detto questa è la mia situazione, ha fatto due conti, il lavoratore ha detto io ho perso il lavoro, vede la realtà, il pensionato vede la sua pensione. Non stava twittando, stava esatto, vivendo la realtà. Ma la vivo anch'io E questa quindi realtà, dice, perché voi siete al se non è governo, un mio problema diretto, io le vedo le aziende in difficoltà in provincia di Treviso, che era una di quelle trainanti, ma in tutto il Veneto, dove tra l'altro la piccola e media impresa è stata la tipologia da imitare a un certo punto, no? 20-25 anni fa c'è stata questa grande ripartenza del Veneto proprio con alcune specifiche, quindi le difficoltà le vedo io, ma dico che rispetto a certi ragionamenti, penso al tema sull'immigrazione o anche rispetto alle considerazioni sull'atteggiamento dei il discorso sindaci. della guerra tra poveri, tra virgolette, che scatta dal momento certo, in cui ma che non va incrementata, capito? Però bisogna risolverlo. Per cui il problema è molto grosso. Io dico, con tutto il rispetto per il ministro, che adesso poi è sempre al centro dell'attenzione, però anche lì delicatezza, attenzione, certe battute, certe uscite. Non bisogna farle in un momento ci vogliono di le politiche, sociale. ma non pensiamo che le possa risolvere il ministro Kyenge ora. Queste politiche però non può neanche avere certe proposte che vanno a toccare la suscettibilità delle persone. Scusate, però gli imprenditori esatto, quello è il discorso. Cioè, in questo momento certe cose non si possono fare, non si possono proporre. Perché? Perché c'è una tensione sociale che non si vuole vedere. Ma guardi, io condivido, io solo dico che queste politiche, quella dell'immigrazione, quella del lavoro, ma ci scordiamo che nel nostro Veneto abbiamo detto fino a un certo punto non li vogliamo e basta, mentre io mi ricordo un'industria, noi abbiamo fatto alcune operazioni nei nostri territori che invece chiedeva alla regione di incrementare i numeri. Allora come la spieghiamo questa anche cosa? Qui una volta tanto perché manca la manodopera, perché dovevamo assumere gli extracomunitari perché i nostri non volevano venire a lavorare. Torniamo al discorso, ma io ripeto, io in questo momento qua la manodopera specializzata è ancora difficile da trovare, quindi non è emerso comune. Volevo solo concludere. Dicevo, stiamo parlando di politiche ad amplissimo respiro, per cui se le cose funzionano, non funzionano, non è legate al governo di oggi, alle scelte di oggi. Stiamo parlando di questioni che vengono da lontano ed è grossolano. Ma anche adesso non si rispondono ai cittadini. Il problema è che anche in questo momento i cittadini non hanno risposte. Legge di stabilità non risponde ai cittadini. È un fatto contrario. Ci hanno preso in giro. Si sentono presi in giro? Sì, se no queste telefonate non ci sarebbero. Segretario, a lei. No, io penso che forse dovremmo tutti quanti fare una prova di razionalizzazione e di raziocinio. Diciamoci la verità, allora c'è un paese sofferente, non c'è un cambio di politica economica perché si continua sulla stessa linea che ha prodotto questo disastro economico,
e bisogna cambiare e dare una svolta. Non ci sono le condizioni politiche, perché per una serie di ragioni, perché abbiamo un governo, come si chiama, assolutamente instabile, sottoposto al ricatto di varie sigle. Io ritengo che probabilmente, al di là dei dati appunto politici, se forse ci concentriamo su quale passo, se ripartiamo dal lavoro, dalla materialità delle condizioni delle persone. Ma è da là che noi infatti vogliamo puntare. Se partiamo da quella sofferenza sociale diffusa che c'è e costruiamo contemporaneamente un percorso, nessuno, anche di quelli che stanno più male, si immagina che cambia il mondo dalla sera alla mattina, nessuno. Però vogliono un segnale, chiedono però vogliono un segnale. Il senso di marcia, dove vai a parare, cioè sanno che una lunga marcia comincia con un passo, poi ne devi fare un altro, ma devi sapere la direzione. Il punto è che in questo momento il paese è sempre sbandato, perché non si capisce il senso di marcia. Se tutti quanti diciamo che la priorità è il lavoro e la produzione, e io continuo a dire, e abbiamo una fiscalità che per esempio è la più bassa d'Europa sulle rendite finanziarie, ed è la più alta del mondo sul lavoro. Beh, forse le due cose non si tengono insieme, perché tu potrai fare tutte quante le operazioni di deregolazione, se però non ridistribuisci la ricchezza sul lavoro, perché le imprese pagano un sacco di soldi per il lavoro, ma i lavoratori prendono sempre di meno. L'80% delle entrate in Italia, l'82% per l'appunto, è fatto da lavoratori dipendenti e pensionati. Quando si diceva io vorrei un paese come l'America con la legge del contrasto di interessi, in Italia non si può fare per la semplice ragione che la spesa ordinaria è tutta quanta caricata sul lavoro dipendente e sui pensionati, l'82%, eppure quelli lì posseggono meno del 40% della ricchezza prodotta. Sì. Cioè c'è un problema di distribuzione che è un problema generale. Allora, fare questa operazione, vorrei dire, io sono pure convinto che è necessario. Io non ho nessuna difficoltà, lo dico, io non voglio difendere, sono convinto che noi abbiamo settori della pubblica amministrazione che sono ingolfati di più personale di quello che serve e abbiamo settori invece, come dire, assolutamente carenti. Io per esempio dico che un paese che vuole seriamente fare la lotta all'evasione fiscale... Glielo dovete dire direttamente a quelle persone, guardi, con atti ufficiali. Sì, con atti ufficiali, c'è la nostra proposta fatta ufficialmente all'allora ministro Brunetta in cui lo sfidavamo sul terreno della riforma della pubblica amministrazione. Così come diciamo, ma possiamo vivere in un paese che non mette mano a una rivisitazione del titolo quinto della Costituzione? Oramai non si sanno più le competenze non che abbiamo più appartengono. tempo. Infatti, Allora, voglio dire, cioè, no, correttissimo. faccio un Ma ne balletto. parliamo un'altra volta. No, Io ma voglio dare, prima di dare la parola a chi è legato. No, gliele do, solo che c'è una telefonata, un attimo solo, per cui dopo... No, però volevo completare il concetto, se no i telespettatori non capiscono. Cioè, oggi non si capisce qual è il potere del comune, qual è il potere della regione, qual è il potere dello Stato centrale. C'è una sovrapposizione. Voi lo sapete che per un parere di via, va bene, servono 7 autorizzazioni fatte da 7 enti diversi che a volte, come dire, esprimono pareri totalmente diversi. Ma questa è la burocrazia che si automantiene. Non è burocrazia, sono i poteri che sovrappongono. Che si automantiene, un attimo solo. Ma non Pronto? è che si automantengono, perché c'è stata la sovrapposizione. Buonasera, dove chiama? Chiamo da Padova. Sì, dica. Niente, volevo dire anche, seguendo un po' l'intervento fatto l'ultimo intervento fatto dal signore, perché a me sembra che stia parlando di aspetti dello Stato e di funzionamento di uno Stato che ci sono sempre stati, solo che oggi viviamo questo come delle anomalie, delle cose non più accettabili. Siamo d'accordo tutti che se lo Stato non spendesse niente sarebbe meglio, però non spendere niente per uno Stato significa non offrire servizi di nessun genere. Mi sembra che ultimamente questa sia un po' la direzione verso la quale si sta andando, cioè andare a togliere dei servizi offerti tradizionalmente dallo Stato che davano una certa garanzia sotto molti punti di vista. Cioè tagli che sono tagli di servizi, certo. Per esempio, sì. Certo, di equità, di quantità e di altri aspetti. La questione, secondo me, è da affrontare in un altro termine, in un altro ambito, diciamo. E qui si apre un altro dibattito. Pochi secondi però avviso, proprio. Sì,
Troppi secondi. A mio avviso io vedo una linea comune, e cioè la nostra industria, le nostre aziende sono in sofferenza e spesso in sofferenza di liquidità. Tecnicamente avevamo dei settori che potevano offrire molto e che hanno offerto sempre molto a livello qualitativo, non solo all'Italia, all'Europa e al mondo. Stringa perché siamo in chiusura, dica. Sì, purtroppo le banche hanno chiuso i rubinetti, e hanno chiuso i rubinetti non a livello statale, ma a livello centrale europeo. Secondo me questo è il nodo da andare a affrontare. Non siamo più proprietari della nostra merce di scambio, cioè la moneta. Concludo, buona serata. Grazie, molto gentile. Un'altra telefonata, pronto? Pronto? È in linea? Pronto, buonasera. Sì, dica tutto. Dove chiama, scusi? Da Padova. Sì, bene. Senta, io volevo chiedere al PD sul caso Cancellieri della signora Ligeti. Giù in Sardegna che c'è uno che sta morendo di cancro in carcere, è su una carrozzella, e perché quello non può venire fuori? Sì, guardi, ne affrontiamo un'altra volta questa questione perché è un altro argomento, quindi ho capito il suo tema, magari cerchiamo di dare una risposta un'altra volta, non credo che ce la facciamo. Grazie comunque della sua telefonata. Gentilissimo. Credo che abbiamo una terza telefonata, pronto? No, niente, non riusciamo a prenderla. Allora, è stato sposato, sì, rispondendo anche ai telespettatori. Io ho trovato interessante tutto il dibattito, anche le telefonate, peraltro esprimono proprio il disagio che c'è nella società. Ho trovato interessante perché riprendeva i miei concetti. Quel signore 70 anni che dice io semplicemente mi entrano poco, io ho tanto devo spendere. È evidente che non può bastare per creare lavoro, però se entrano meno soldi io devo farmeli bastare. Nel contempo vedo in che maniera poter, da fronte di un risparmio, fare degli investimenti, perché è evidente che senza investimenti, senza nuove impronte produttive non si fa. Concretezza, però quindi io, questo... quindi io credo che finché tutte le posizioni, così come noi questa sera, perché ognuno di noi rappresenta questa sera un ruolo, ha un ruolo, un copione ognuno di noi, l'imprenditore, il sindaco, il politico, il sindacalista, cioè o noi per affrontare le problematiche ci svestiamo di queste posizioni, non dico delle competenze, ma delle caste, dei ruoli, dei pensieri preconcetti. Guardi, io di sicuro del fatto di penalizzare. I sindaci non sono casta, sto generalizzando. Ma va male generalizzare, non va bene. Beh, guardi, sto generalizzando nel senso che finché, ma anche il sindaco spesso per avere consenso comunque fa delle operazioni del proprio potere, quindi io direi guarda, finché tutti quanti, ognuno di noi dà sempre la colpa agli altri perché se stesso è illibato, questo è sbagliato. E allora, così come dicevo, come in ogni famiglia che entrano meno soldi, ci svestiamo delle nostre posizioni e affrontiamo le cose in maniera oggettiva, cercando di risparmiare per creare sviluppo. È evidente che poi se non si può andare avanti se non si crea sviluppo, se non si crea futuro. No, mi piace, questa è una proposta di sposato, quindi questa è proposta di Venzo, ognuno faccia la sua proposta che siamo in chiusura. Ma io dico di mettere l'impresa al centro perché è l'impresa che crea sviluppo e futuro, e senza sviluppo il paese non ha assolutamente né un presente né un futuro. Quindi riprendiamo un po' il discorso che diceva anche sposato, quindi gli imprenditori la vedono un po' in questo termine, artigiani o quant'altro. Assolutamente. Sì, d'accordo. È affrontare in via definitiva finalmente una seria riforma dello Stato che davvero riveda il ruolo della politica, che sappia dare anche nuovo vigore alla necessità e alla consapevolezza di scelte che in questo momento sono improrogabili e che dia maggiore serenità e maggiori certezze ai cittadini. Però questo è praticamente... Però noi dobbiamo ricostruire anche dal punto di vista, voglio dire, culturale dell'approccio. C'è da dare l'esempio, io credo, bisogna ripartire dico, se si anche... parlava del lavoro, che è uno dei milioni di temi, e già là siamo arenati, ma bisogna essere riforma dello Stato e gli interessi che si vanno a toccare. Beh, ma non ci sono mica alternative, ma la questione del lavoro... Il commissario alla revisione della spesa che ha toccato la Presidenza del Consiglio è stato ammutolito e messo là all'angolo, non può neanche toccare quelle spese. Eppure, secondo me, il punto di partenza è quello lì e non vedo perché i sindaci la devono fare la riduzione della spesa
e devono sopportare statisticamente una inesistente riduzione della spesa pubblica e apprendere quotidianamente che la spesa dello Stato aumenti. Me lo spieghi lei? No, concordo pienamente, di avveduto. Consigliere? Io, adesso, a parte la proposta del Job Act, insomma, ma qua stasera abbiamo parlato del lavoro, abbiamo solamente accennato come numeri alla disoccupazione giovanile. Io credo che invece dobbiamo rivoltare il tema e investire su questi ragazzi. Cioè vuol dire ridurre il numero di persone che non va più a scuola, investire sulla formazione anche professionale, no, perché legame con le aziende, investire sull'università, perché abbiamo delle grandi opportunità e se non investiamo da qua a 10, a 15, a 20 anni, io credo che tra 10 anni, se ci saremo ancora noi, discuteremo ancora delle stesse cose. Perché? Perché evitiamo sempre di pensare al domani, cerchiamo di crogiolarsi all'interno dell'oggi. Io credo che su questo bisogna fare un grande investimento per il futuro del nostro Paese, perché noi dobbiamo sfruttare le intelligenze, le capacità, le professionalità che ci sono e le nostre grandi università. Non lasciarcele scappare, questa è una cosa importantissima. Vicino anche ne abbiamo una università. Quindi nella conclusione ma bisogna partire dal basso, noi abbiamo portato dentro in Parlamento, come avevamo promesso, una proposta di legge sul reddito di cittadinanza che va a sostituire tutte le forme di sostegno che adesso attualmente ci sono, che sono una marea e sono una confusione immane, e da quello la nostra proposta di legge, che ovviamente ha tutte le coperture, al contrario di quello che fanno altri, e questa proposta prevede che i lavoratori che usufruissero di questo sussidio abbiano l'obbligo di accettare il lavoro che gli viene proposto. Faccio soltanto una piccola chiosa, visto che c'è il sindaco di Caserta. 2 secondi, abbiamo una situazione sulla discarica di Coveri di Casale, che sicuramente la signora conoscerà, dove manca una firma del governatore Zaia, perché negli ultimi giorni la proprietà che vorrebbe costruire la discarica ha acquistato i terreni, nonostante ci sia parere negativo, mancherebbe una firma del governatore, quindi ci stiamo un pochino agitando sotto questo aspetto. Chiarissimo. In chiusura anche lei in pochissimi secondi, perché siamo arrivati al termine. Io cambierei l'ordine dei fattori e partire e investire sul lavoro, perché il lavoro favorisce la crescita. No, perché storicamente il ragionamento è stato: riparte la crescita, riparte il lavoro. Abbiamo visto che questa cosa non funziona più. Bisogna invece dare più lavoro, non più assistenza e non più sostegno, ma più lavoro, perché il lavoro produce la crescita e alimenta la produzione. Io penso che questo significa rimettere mano alla ridistribuzione della ricchezza, perché quando siamo una famiglia e c'è chi nella crisi ha continuato ad arricchirsi e chi si impoverisce, forse bisogna, come dire, perché non è vero che tutti quanti abbiamo stretto la cinghia, c'è stata gente che oramai non ha più la cinta e c'è stata gente che è continuata a ingrassare. Assolutamente. Detto questo, abbiamo cercato di dare maggiore concretezza anche di proposte possibili, avete visto che gli interlocutori effettivamente erano diversi, con diversi punti di vista. Io vi ringrazio i nostri ospiti, siete stati qui con noi, a voi di aver partecipato, mi scuso per chi non è riuscito a partecipare alla trasmissione con le telefonate e naturalmente appuntamento a domani alle 12:40 come sempre con la diretta. Grazie ancora, buona serata.